Ciao amici di GD Ferro Team, questa sera siamo a Villa Bonin, un locale per giovani di Vicenza. Tra poco si svolgerà la seconda selezione di Miss Reginetta d'Italia Regione Veneto. Conosciamo qualche Miss e la presentatrice. A tra poco! Sono Irene Blemic e voglio darvi il benvenuto a questa seconda selezione di Miss Reginetta d'Italia per il Veneto. Accomodatevi pure che tra pochi istanti avrà inizio la manifestazione. Siamo qui con Irene Blemic, la presentatrice della serata. Ciao Irene, come descriveresti la tua esperienza nel presentare i concorsi? Ciao Alessia e ciao a tutti quanti. Io ho iniziato un po' per gioco a presentare 4 anni fa all'incirca e sì, l'ho fatto proprio come un gioco. Dopo, volta dopo volta, mi hanno chiamato in un po' posti più frequentemente e da lì è nata un po' la passione del presentare. Adesso presento attualmente 3 concorsi, sono la presentatrice ufficiale di 3 concorsi e devo dire che mi piace, è un metodo alternativo di trascorrere la serata, comunque conosco le ragazze, sempre un ambiente nuovo, però comunque sono nata più che come presentatrice, come attrice e ballerina perché faccio teatro e ho fatto danza classica per tutta la vita e sono entrata nel mondo dello spettacolo grazie a questi 2 ambiti, questi 2 settori. Poi mi hanno chiesto di fare qualche sfilata, ho fatto qualche concorso, ho visto che mi divertivo, però mancava quel qualcosa e ho capito che nei concorsi il mio posto non era tanto come partecipante bensì come presentatrice, quindi da lì ho iniziato e adesso mi piace, lo faccio un po' come lavoro quando mi chiamano, comunque sì è un lavoro però quei lavori che fai col sorriso. Ti vedo molto fiera di questo lavoro come lo definisci tu, quindi in bocca al lupo per la serata. Vi do di nuovo un saluto a tutti quanti, pochi istanti sono finiti, sono Irene Blemic e benvenuti a questa selezione di Miss Reginetta d'Italia 2019 in Veneto, proprio qui in Villa Bonin. Le novità di questo 2019 sono le Miss Over, una nuova categoria di Miss Reginetta d'Italia e le partecipanti over saranno suddivise in 3 categorie. Le lady dai 30 ai 42 anni, dai 43 ai 55 e dai 56 ai 65 anni. Per adesso vorrei presentarvi le nostre ragazze in abito casual. La seconda uscita in costume e una terza uscita in abito elegante con uno sponsor molto particolare. Ma direi che più avanti vi presento la serata. Ora ho parlato abbastanza, direi che possiamo dare inizio al vero e proprio concorso. Quindi le nostre ragazze si posizionano, iniziamo con le nostre miss con gli abiti casual. Ricordo ai nostri giurati che le votazioni vanno da 5 a 10.
Michela. Concorrente numero 3 è Michemello. Miss in gara con il numero 4 abbiamo Beatrice Mincao. Seguiamo con la concorrente numero 5, Greta Bianco. Proseguiamo con la concorrente numero 6, Margherita Gina. Il numero 7 la nostra Adele Gola. Appena uscita con l'ottava concorrente Veronica Pisato. Ed ecco le nostre 8 miss in questa prima uscita.
Erika Zennaro. Lorenza Pietrobonne con il numero 15. Maria Palumbo. Con il numero 17, Michela Trevisan. Monia Burgio. Sonia Giordano. Stefania Rossi.
terrei davvero tanto a ringraziare Valentina Fioravanti, la responsabile delle Miss della Regione Veneto e titolare di Vogue Style Agency di Bologna. Le porgiamo un grande applauso e dietro le quinte abbiamo tempi stretti, però grazie mille Valentina. Tutte le nostre Miss dietro che sono pronte con la seconda uscita in costume, quindi smetto di parlare e do spazio alle protagoniste della serata.
in abito elegante. Però è un abito elegante particolare perché sono gli abiti del negozio di Roberta Mellone di Reparti Moulier. Quindi ce le vediamo tutte quante, si posizionano qua sul palco e diamo inizio alla terza e ultima sfilata in concorso. Sono della nostra sponsor Roberta Mellone di Vicenza.
Giurati, pronti? Pubblico pronto? Allora, iniziamo naturalmente dalle nostre miss. Quindi vorrei chiamare qui a fianco a me Alessandra Fiorentini di Vicenza, che andrà a premiare la quarta classificata. Numero 5, Greta Galliano. Classificata, facciamo un grandissimo applauso a Greta Galliano. Qui a fianco a me per premiare la terza classificata. Terza classificata. 7, Adele Gomba. Per chiamare la nostra Tiziana Beltrame. Otto, Gloria Perrone. Siamo proprio il nostro Gianluca Pannullo a premiare. Anche il nostro Luciano
qui con il nostro giurato Gianluca. Sappiamo che facevi il tronista da Uomini e Donne. Com'è stata come esperienza? È stata molto bella, è un'esperienza che ho fatto 6-7 anni fa e vabbè, è bella nel senso che ti apre un po' un mondo diverso. Tu sei abituato alla tua vita, al tuo lavoro e Uomini e Donne sicuramente ti fa diventare famoso, conosciuto. Poi ti apre molte porte dal punto di vista artistico, quindi puoi conoscere molte persone e può uscire sicuramente il tuo estro. A me è uscito quello musicale e da lì ho iniziato a provare a cantare, a fare delle canzoni e infatti fra un po' dovrebbe uscire un singolo. Che genere di musica componi? Ma in realtà varia, nel senso che musica leggera in generale, però come prima canzone, siccome ci eravamo ispirati al periodo estivo, volevamo fare un tormentone e quindi è uscito un reggaeton praticamente, una canzone reggaeton, e poi faremo anche la versione disco magari un po' più mixata. Allora, visto che questa serata eri in giuria, com'è stato giudicare tutte queste bellissime ragazze? Non è stato assolutamente facile, anche perché le donne anche a un'età avanzata adesso si tengono molto bene. Abbiamo addirittura una signora che aveva 70 anni e aveva ancora un gran bel fisico, infatti ha vinto una fascia. E bello perché la bellezza non ha età e sicuramente è anche un modo per mettersi in gioco e conoscere persone nuove. Spero che tu ti sia divertito anche a stare in giuria. Qui è tutto, un bacio. Ciao. La serata si è conclusa con 2 vincitrici, una Miss e una Lady Over. Adesso andremo a conoscerle entrambe. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Angela, ho 18 anni, studio ragioneria e nel tempo libero mi piace viaggiare. E tu come ti chiami? Mi chiamo Maria, ho 46 anni e lavoro, faccio l'assistente domiciliare, quindi malati e anche ospedaliera. Nel tempo libero faccio la mamma. Congratulazioni a entrambe. Ve l'aspettavate questa vittoria? No, sinceramente no, perché è una delle prime volte che faccio sfilate, quindi non pensavo. Nemmeno io, cioè tutto tranne che la vittoria, sono onesta. Beh, è andata bene a entrambe. La serata è conclusa. Un bacio. Ci vediamo alla prossima.